Inchiesta milanese su un traffico di rifiuti tossici, 15 arresti, coinvolte 2 aziende veronesi. Secondo gli inquirenti nell'Alto Polesine sarebbero state sepolte 9.000 tonnellate di veleni. Studio shock di un gruppo di ricercatori dell'Università di Padova che hanno studiato gli effetti dei PFAS sulle donne nell'area rossa tra le ventenni e i ritardi nel ciclo mestruale di almeno 6 mesi. Autonomia nel pomeriggio al Viminale, incontro tra il vice premier Salvini, il ministro Stefani e i governatori Zaia e Fontana. Entro la settimana riceverò un documento di sintesi, dice Salvini, e discuterò con Conte Di Maio. Uccise il ladro nella sua tabaccheria, fu assolto dall'accusa di eccesso di legittima difesa, ma la famiglia dell'uomo ora chiede i danni all'ex tabaccaio padovano Birolo, un calvario senza fine, dice. Fiamme sulla nave mercantile del Belize al largo di Chioggia, tragedia sperata, notte di paura. Dopo il super lavoro di Vigili del Fuoco e Guardia Costiera, in corso le verifiche ambientali. Oltre 400 persone alla cerimonia laica per l'addio al 16enne atleta delle Fiamme Oro morto nel sonno a Padova. L'ultimo saluto nella scuola del ragazzo tra lacrime e messaggi dei compagni. Il carnevale a Venezia, non solo la campionessa olimpica Arianna Fontana a spiccare il volo dal campanile di San Marco, come Aquila 2019 sarà la pop star Fedez, appuntamento domenica 3 marzo. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneta del nostro telegiornale. Questi dunque i titoli delle principali notizie di questa sera, lo avete sentito, partiamo dallo smaltimento illecito di rifiuti scoperto dalla squadra mobile di Milano, operazione che tocca anche il nostro territorio, il Veneto. Sentiamo. Il blitz della squadra mobile di Milano è scattato questa mattina all'alba, un'operazione della polizia coordinata dall'antimafia. 15 persone sono state coinvolte, 8 sono finite in carcere, per 4 sono stati disposti gli arresti domiciliari e per gli altri 3 il divieto di dimora. Tutti sono ritenuti responsabili di reati ambientali, avendo gestito abusivamente 37.000 metri cubi di rifiuti. Le indagini erano partite dopo il vasto incendio che si è sviluppato lo scorso 14 di ottobre a Milano, in via Chiasserini. Ora i nuovi sviluppi dell'inchiesta hanno toccato anche il nord-est. Quasi 9.000 tonnellate di veleni sarebbero sotterrati nelle campagne tra Trecenta e Giacciano con Baruchella e ci sarebbe il rischio di nichel, cromo, piombo e cloruro nascosti nelle strade di ben 19 comuni polesani. Non solo, ma gli investigatori avrebbero accertato che 2 aziende della Bassa Veronese sono coinvolte. In pratica sono accusate di trasportare e gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, tra cui scorie e ceneri pesanti, materiale che serviva per realizzare strade interpoderali tra Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia. Le persone coinvolte, invece di far confluire rifiuti nelle discariche autorizzate o nei termovalorizzatori, gli intestatari di almeno 6 aziende abbandonavano i rifiuti all'interno di capannoni posti su terreni intestati o affittati, anche con il coinvolgimento di prestanome. Questo sistema ha permesso ai criminali di avere un guadagno stimato intorno al €1.000.000. Le zone interessate dallo stoccaggio abusivo sono state individuate in provincia di Venezia, Lodi e Verona. La polizia ha anche accertato che i rifiuti provenivano per buona parte dalle province di Salerno e Napoli. Dalle scoperte sconcertanti degli investigatori milanesi allo studio shock di un gruppo di professori e ricercatori dell'Università di Padova che hanno scoperto come i PFAS possano alterare la fertilità nella donna, provocando spesso aborti e interferendo con l'attività genica. I PFAS alterano la fertilità della donna e ritardano l'arrivo delle mestruazioni. È il risultato scioccante di uno studio condotto dal gruppo di ricerca del professor Carlo Foresta, direttore dell'unità operativa complessa di andrologia e medicina della riproduzione dell'Università di Padova. Lo studio sulle ventenni residenti tra Padova e Vicenza, nella cosiddetta area rossa interessata dalla falda acquifera contaminata dai PFAS, ha rivelato che la comparsa del ciclo mestruale arriva in ritardo di almeno 6 mesi. E che quando abbiamo indagato sulla presenza delle alterazioni mestruali, in questi ragazzi il 30% lamentava già alterazioni mestruali contro un 18-20% invece delle altre ragazze. Quindi questo è un problema molto serio, molto importante,
della prima volta che si dimostra il meccanismo causa-effetto di un argomento così complesso e così multifattoriale. I ricercatori hanno coinvolto 115 ragazze esposte a PFAS, probabilmente già in fase embrionale, confrontando le risposte ai questionari raccolti da 1504 giovani donne della stessa età non esposte a questo inquinamento. I PFAS, risultati in passato essere presenti nella placenta e nel cordone ombelicale, inoltre alterano le funzioni dell'utero. Finiscono con l'ormone fondamentale che crea nell'utero la possibilità che l'embrione si innesti nell'utero stesso, è il progesterone. Quando noi abbiamo valutato dal punto di vista genico e molecolare se il PFAS interferisse con l'attivazione dei geni da parte del progesterone, abbiamo trovato delle modificazioni sostanziali che dimostrano come le sostanze più importanti che in qualche modo determinano l'attecchimento dell'embrione sull'endometrio sono completamente inibite. I ricercatori hanno analizzato più di 20.000 geni, dimostrando che normalmente il progesterone ne attiva quasi 300, ma che in presenza di PFAS 127 vengono alterati. Questo spiega il ritardo nella fertilità, gli aborti, le nascite pretermine o sottopeso dei neonati o patologie come l'endometriosi. La svolta di questo studio padovano sta nell'aver individuato il meccanismo che è alla base dello sviluppo di questi fenomeni. Cambiamo tema, veniamo all'autonomia. C'è stato un incontro al Viminale tra il vice premier e ministro dell'interno Matteo Salvini, il ministro per gli affari regionali Erika Stefani e i governatori di Lombardia e Veneto Attilio Fontana e Luca Zaia. Salvini ha raccolto e accolto le richieste delle regioni, comprese quelle dell'Emilia Romagna di Stefano Bonaccini. Prendiamo atto che stiamo vivendo un momento storico, lo dimostrano le altre regioni che hanno avanzato richiesta di autonomia. Pensiamo a Liguria, Piemonte, Campania, Toscana, Umbria e Marche. È una richiesta di buona amministrazione e di spesa trasparente che si sta diffondendo in tutto il paese, dice Salvini. Entro questa settimana il vice premier e ministro dell'interno riceverà un documento di sintesi finale, lo discuterà con il premier Giuseppe Conte e il vice premier Luigi Di Maio. Applicheremo quanto previsto dalla Costituzione, hanno spiegato Stefani e i governatori Fontana e Zaia. Intanto questa mattina proprio il ministro Stefani è intervenuta in commissione bicamerale per le regioni, ha parlato del ruolo del Parlamento nell'iter e ha sottolineato come il suo obiettivo sia quello di garantire l'equilibrio delle prestazioni di tutto il Paese. Audizione sull'autonomia questa mattina del ministro Erika Stefani, che per prima volta è intervenuta in commissione bicamerale per le regioni. Davanti a senatori e deputati il ministro ha illustrato l'iter finora intrapreso, ha spiegato come il concetto di regionalismo differenziato sia stato centrato in pieno nei dossier dati dalle regioni, che per ogni materia hanno presentato richieste diverse di autonomia in base al proprio territorio e alle esigenze di questo. Si è poi soffermata sulla parte finanziaria, spiegando come ci sia stato il superamento della spesa storica e l'introduzione dei costi standard. E ancora il ministro ha sottolineato come con questo percorso si sia costruita l'impalcatura dell'autonomia non solo per le regioni che l'hanno chiesta ora, ma anche per quelle che lo faranno in futuro. La Stefani ha poi voluto sottolineare un concetto. Io sono il ministro delle regioni, ma di tutte ovviamente le regioni, non di quelle solo che hanno richiesto l'attribuzione di ulteriori forme particolari di autonomia. E quindi il mio obiettivo è quello di salvaguardare l'equilibrio delle prestazioni in tutto il Paese, in un percorso relativo proprio all'applicazione del 116 terzo comma. Stefani, che ha anche spiegato in che termini venga stabilito il finanziamento delle dotazioni necessarie alle regioni richiedenti per l'esercizio delle funzioni, e ha sottolineato come, seppure trattative con i singoli ministeri sia avvenuta all'interno del governo, il tema centrale nelle modalità di approvazione dell'intesa sull'autonomia riguardi il rapporto con il Parlamento. È vero, la Costituzione semplicemente dice che la legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di un'intesa fra lo Stato e la regione interessata, e sarà quello che si pone quindi di fronte a noi, con quale modalità possa essere coinvolto il Parlamento nella formazione dell'atto e magari anche prima che lo stesso sia sottoposto all'intesa. Intanto contro la Stefani si sono scagliati i parlamentari del Movimento 5 Stelle, che sostengono che il ministro non farebbe squadra, non coinvolgerebbe in questo percorso i 5 Stelle e chiamano in causa le cosiddette commissioni paritetiche. Se le fonti dei 5 Stelle si riferiscono alle bozze d'intesa, l'eventuale commissione paritetica potrà essere costituita solo una volta approvata l'intesa dal Parlamento, replicano dal Ministero.
Cambiamo tema, parliamo di nuovo dell'ex tabaccaio di Civè Correzzola, Franco Birolo, assolto in Cassazione dall'accusa di eccesso colposo di illegittima difesa. Ora dovrà affrontare una causa civile per risarcire la famiglia del ladro che uccise nell'aprile del 2012 durante un furto nel suo negozio. Me l'aspettavo perché sulle motivazioni della mia sentenza i giudici hanno lasciato appunto uno spiraglio tramite l'articolo 2045, uno spiraglio ai familiari della vittima per chiedere un indennizzo, non è più un risarcimento, un indennizzo, però mi presto ad adempiere anche a questo ennesimo calvario giudiziario. Rassegnazione. Ormai Franco Birolo sembra essersi tristemente abituato a non vedere la fine del suo calvario giudiziario. L'ex tabaccaio di Civè Correzzola il 26 aprile del 2012 uccise uno dei ladri che in piena notte erano entrati a far razzia nel suo negozio. Assolto in Cassazione dall'accusa di eccesso colposo di legittima difesa, ora Birolo dovrà affrontare un nuovo processo. Questa volta una causa civile intentata dalla famiglia del moldavo ucciso, Igor Ursu, con una richiesta di conciliazione. L'atto di rivalsa della famiglia della vittima è possibile per una norma applicata alla formula assolutoria di Birolo, al quale viene attribuita la legittima difesa putativa, che consente quindi alla famiglia del deceduto la possibilità di procedere in sede civile, nonostante la Cassazione abbia respinto il risarcimento penale. Ma non che i familiari mi vengano a contestare che adesso non hanno un'entrata economica che avevano prima dal figlio predone, adesso gli viene a mancare questo e chiedono a me un indennizzo per questa mancata entrata. Lo trovo assurdo. La famiglia Urso non riceverà alcun risarcimento perché il risarcimento è stato negato dalla sentenza di Cassazione. I familiari del ladro ucciso possono chiedere al limite una mera indennità, specifica l'avvocato difensore dell'ex tabaccaio, ma intanto si apre una nuova pagina giudiziaria per Franco Birolo, che da qualche tempo ha venduto la sua vecchia attività. Ho ceduto le licenze a un commerciante qui vicino, questo per appunto, come ho spesso detto, per finire di pagare l'avvocato e anche per paura che mi potesse ricapitare qualcosa di analogo. Troppa la paura di veder messa a rischio la vita dei suoi familiari. Da quel 26 aprile 2012 Birolo è rimasto profondamente segnato, fu condannato a 2 anni e 8 mesi in primo grado, assolto in appello e in Cassazione. Da poco la sentenza è passata in giudicato. E nel frattempo la riforma sulla legittima difesa rallenta con lo slittamento alla Camera, nuova tensione tra Movimento 5 Stelle e Lega, ma per il Carroccio la strada è ormai segnata. Ci saranno sicuramente, ogni parlamentare è libero nel proprio pensiero, ma è un fatto che la legittima difesa sia nel contratto di governo. La riforma si deve fare, la riforma si farà. Da Roma il coro della Lega è unanime, ma i sentori di scontro restano dopo lo slittamento sulla legittima difesa alla Camera. Ennesimo terreno di frizione tra Lega e Movimento 5 Stelle. Una fronda pentastellata ritiene il provvedimento sbagliato o comunque non una priorità. Ma il senatore trevigiano del Carroccio Candura, che fa parte della Commissione Giustizia, getta acqua sul fuoco e ribadisce. Se questo fosse concreto, al di là del fatto che sarebbe una violazione del contratto di governo, nel quale la riforma della legittima difesa è prevista, non si spiegherebbe l'iter veloce in Senato, nel quale non abbiamo avuto particolari problemi. Lo slittamento c'è, spiega, ma solo per questioni meramente tecniche. In Senato la riforma della legittima difesa venne approvata nel novembre del 2018. Siccome prevediamo tra le varie cose il rimborso delle spese legali, non solo processuali, per colui il quale viene processato ma assolto per legittima difesa, sono stati stanziati dei fondi per l'anno 2018. Purtroppo però, essendo stata calendarizzata nel 2019 in Camera dei Deputati, quelle somme previste per il 2018 adesso devono essere cancellate, in quanto nel 2018 la riforma non esisteva ancora, è stata approvata solo in una delle Camere, e trasferiti, accumulati sull'anno 2019. Questo particolare tecnico comporta degli slittamenti che faranno ritardare, penso, di un mesetto rispetto al previsto. Tecnicismo a parte, però, la riforma viene attaccata anche dall'Associazione Nazionale Magistrati, che spiega: noi vogliamo che la riforma non si faccia perché l'istituto della legittima difesa è sufficientemente regolamentato. Ma come può, per i principi di divisione dei poteri dello Stato, il potere giudiziario
inserirsi nel discorso della produzione delle leggi. E Candura cita proprio il caso del tabaccaio padovano Franco Birolo, assolto ma a rischio di una nuova causa per indennizzare i familiari del ladro ucciso nel suo negozio. La riforma, dice il senatore leghista, interverrà anche sugli aspetti civilistici per evitare storture come questa. La vicenda Birolo, nella sua indegnità, è la risposta a quanto afferma l'Associazione Nazionale dei Magistrati, che dice che questa riforma non sa da fare. Come non sa da fare? Anzi, è nei fatti che si deve fare. Abbiamo sentito che ci sono posizioni differenti su questo tema della legittima difesa. Per il Movimento 5 Stelle ci sono altre priorità. È importante parlare di legittima difesa, visto i problemi che ci sono stati e tutto il resto. Comunque penso chi è al potere, che sta appunto legitimando questa legge, sia competente, spero insomma, che faccia una cosa giusta insomma. Vengo a casa sua, un ladro viene a casa mia di notte, cosa faccio io? Non gli sparo? Io se ho la pistola gli sparo, a me non me ne importa niente. In questi momenti in cui viviamo è molto importante poter difendersi. Non tutti però la pensano nello stesso modo. Prima di discutere di legittima difesa bisognerebbe pensare ad altro, proprio come sostiene il Movimento 5 Stelle, che ha rinviato la discussione in aula. Non credo che sia una cosa da fare urgentemente, bisogna pensarci bene. Quindi lei è d'accordo con i 5 Stelle? Ma non è che sia d'accordo con i 5 Stelle, solo che non trovo che sia una cosa da fare d'urgenza. Premono di più le problematiche a livello economico di un paese che in questo momento è abbastanza messo male, isolati dall'Europa, isolati dal mondo, isolati a livello economico. Stiamo parlando delle decisioni sbagliatissime, tutti i dati macroeconomici sono a livelli assurdi e dicono che non mettono le mani al portafoglio, ma per quanto mi riguarda i miei risparmi in banca sono calati di moltissimo. Ci fermiamo per qualche istante, ritorniamo tra pochissimo. Di nuovo in diretta con l'edizione regionale del telegiornale di Antenna 3, partiamo dalla notte di paura a Chioggia per una nave in fiamme. I vigili del fuoco hanno lavorato fino all'alba di oggi, i marinai fortunatamente in salvo, nessun ferito e nessun intossicato, ma certamente tanta la preoccupazione. Notte di paura al porto di Chioggia, 6 km dal porto di Chioggia per l'esattezza, a bordo della nave mercantile El B, battente bandiera del Belize, per un incendio, un grosso incendio divampato in sala macchine. Ad avere la meglio sulle fiamme i vigili del fuoco soltanto all'alba di oggi, con gli uomini del comando del posto, il supporto del distaccamento dei pompieri di Mestre e i sommozzatori di Vicenza. Oggi, dopo l'intervento, la nave strutturalmente avrebbe potuto riprendere nuovamente la rotta, danni a parte. L'allarme è partito alle 18 di ieri dalla Capitaneria di Porto, con il fuoco che ha costretto l'equipaggio a lasciare il mercantile fermo a 6 km dal porto. Si apprende che sia il locale motori o locale caldaia. Rogo che, pur avendo costretto i marinai a lasciare la nave per ragioni di sicurezza, non ha provocato né feriti fortunatamente e né intossicati. Sì, non ha coinvolto l'incendio i cittadini di Chioggia, è successo a 3 miglia dalla costa e quindi sulla giurisdizione della Capitaneria di Porto. E se le stive hanno rette focolai, ancora da chiarirne le cause al vaglio della Capitaneria di Porto, competente per le indagini dopo l'emergenza gestita dai vigili del fuoco. E ora le immagini dell'ultimo saluto in forma laica al 16enne David Cittarella, l'atleta delle Fiamme Oro stroncato da una malattia al cuore. Bara bianca, rose candide e poi tanti amici, compagni di scuola e atleti delle Fiamme Oro, la sua società di atletica, si sono ritrovati quasi in 400 nell'aula magna dell'Istituto Tecnico Bernardi di Padova a salutare per l'ultima volta David Cittarella, 16 anni, scomparso improvvisamente nel sonno a causa di un'infiammazione al cuore. Ad accogliere il giovane alcuni ufficiali della caserma di polizia di via Acqua Pendente, il questore Fassari, gli allenatori e gli atleti delle Fiamme Oro con il presidente Francesco Montini per accompagnare David in quest'ultimo viaggio.
vantaggio. Nel fine settimana scorso tutta l'atletica si è fermata per un minuto in occasione di tutte le gare, compresi i campionati italiani di lanci a Lucca. David era una promessa del giavellotto, ma anche i calciatori del Padova sono scesi in campo contro il Brescia con il lutto al braccio. Troppo sconvolgente la morte di un ragazzo così giovane per lasciare insensibili. La cerimonia laica di commiato, alla presenza dell'assessore allo sport Bonavina, al presidente della provincia Fabio Bui, con le musiche preferite del giovane e il ricordo degli amici, svolta nella scuola che frequentava, ha commosso tutti e sconvolto coetanei, insegnanti e il mondo dello sport. Nel 2018 87.828 cittadini veneti hanno scelto di usufruire di una prestazione sanitaria negli orari serali e nei giorni prefestivi e festivi. Si tratta dell'offerta unica in Italia avviata dalla Regione Veneto e denominata Ospedali aperti di notte, che amplia gli orari delle prestazioni negli ospedali. La cifra inedita fa da sfondo all'annuncio dato dal Presidente della Regione Luca Zaia di un'evoluzione di questa operazione con una nuova programmazione ancora più innovativa e performante che vareremo entro qualche settimana. Abbiamo deciso di fare nuovi passi avanti, apportando miglioramenti e novità a questa strategia. Puntiamo ad andare incontro al cittadino sempre di più, anche dal punto di vista logistico, oltre che da quello fondamentale, dice, delle liste d'attesa. E anche questa sera vi diamo conto dei progressi che si stanno facendo per la raccolta fondi a favore del piccolo Joe. Vediamo. Cresce la cifra della vostra bontà, così come cresce la commozione di Erika Molinarolo, la mamma di Joe, il bimbo di Piazzola sul Brenta, di poco più di 2 anni, affetto dalla nascita da emimelia tibiale, anomalia congenita rara che non gli fa piegare il ginocchio e lo costringe a utilizzare una scarpa apposita con alzata per compensare la differenza di lunghezza tra i 2 arti. Ora dopo ora raccogliete l'appello di una famiglia che attraverso le nostre telecamere chiede aiuto per permettere a quello che ormai possiamo chiamare il nostro cucciolo di guerriero di poter correre e camminare come i suoi coetanei. Aiutateci a realizzare questo sogno di nostro figlio di poter correre come tutti gli altri bambini con le sue gambe, di poter appoggiare entrambi i piedi a terra e di poter piegare il suo ginocchio, e questa cosa sarà possibile solo grazie a voi e all'intervento che potrà fare solo in America. Oggi siamo a quota 90.000 euro, vi rendete conto? Voi telespettatori state rispondendo in maniera straordinaria. Continuano ad arrivare alla nostra redazione mail e telefonate di persone che vogliono saperne di più, perché dopo aver visto i nostri servizi vogliono fare anche loro parte di questa rinascita del piccolo Joe. L'alta vetta dei 400.000 euro è sempre meno lontana, o meglio, è sempre più vicina, per un intervento indispensabile per Joe, perché senza questa operazione resta una sola alternativa. L'alternativa è l'amputazione. Qua in Italia ci hanno proposto quello. Hanno detto che è la cosa più funzionale, più perfetta per questo caso. In Italia sono 4 i bambini. Ad oggi se ne è aggiunta un'altra. E a tutti è stato proposto l'amputazione qua. Io non mi arrendo, noi non ci arrendiamo all'amputazione. E allora tutti insieme trasformiamoci in gocce che diventeranno un mare. Noi continuiamo a mostrarvi riferimenti per il versamento, vedete sul vostro schermo gli estremi dell'IBAN, intestato, lo ricordiamo, a Erika Molinarolo con causale Diamo il meglio a Giovanni. Sì, diamo tutti il meglio al nostro Joe. Vediamo ora il Carnevale di Venezia col volo dell'Aquila di domenica. Sarà il rapper Fedez a lanciarsi dal campanile di San Marco, con lui anche la campionessa olimpica Arianna Fontana. Fedez in volo dal campanile di San Marco. Domenica prossima, 3 marzo, sarà lui a spiccare il volo come l'Aquila del Carnevale di Venezia. A fargli compagnia dalle 11 la campionessa olimpica Arianna Fontana. Planeranno insieme sulle oltre 23.000 persone previste in piazza. Il volo della campionessa è letto come un chiaro messaggio a sostegno della promozione della candidatura di Milano Cortina dei Giochi Olimpici Invernali 2026. La planata del rapper ovviamente un volo social, considerati gli oltre 7,5 milioni di follower. In laguna, accompagnato dalla moglie influencer Chiara Ferragni, presenzierà anche lei da protagonista, ma stavolta un po' defilata tra le maschere del carnevale veneziano. A 20:10, dopo i nostri telegiornali, parleremo di banche. In studio l'avvocato Paolo Quaggetto. È tutto per questa sera, grazie per averci seguiti, vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci.
Ben ritrovati al meteo. L'alta pressione non molla alla presa, bel tempo ancora protagonista. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà una giornata all'insegna di un tempo asciutto, non sono infatti attese precipitazioni degne di nota. Sarà dunque ampiamente soleggiato su tutte le province e il cielo sarà sereno ovunque. Temperature molto miti, minime comprese tra 2 e 5 gradi. Valori massimi tra 13 e 17 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità anche in questo caso, sarà una splendida giornata caratterizzata dal sole. Il cielo si presenterà quasi del tutto sereno o al massimo poco nuvoloso, specie sui settori montuosi. Temperature minime comprese tra 2 e 4 gradi. Massime molto gradevoli, oscillanti tra 14 e 17 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Condizioni di bel tempo stabile anche sulla nostra regione. Sarà infatti una giornata caratterizzata da un sole prevalente. La grafica ci mostra che il cielo sarà sereno praticamente ovunque. Temperature minime comprese tra lo 0 e i 2 gradi. Valori massimi quasi primaverili intorno ai 20 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci.